I tempi in cui ci tocca vivere esigono ad ogni cattolico una fede vissuta in un modo autentico, in un modo coerente, in un modo saldo e ad essere disposti a grandi sacrifici per difendere la fede. Ci troviamo in un momento della storia di particolare confusione, dove i valori basilari per una civiltà, come la famiglia, la fedeltà, la virtù o la difesa dei diritti di Dio nella società, vengono trascurati più che mai. Noi sappiamo che la fede cattolica è di per sé convincente, che la fede cattolica viene edificata su tantissimi motivi razionali per credere. Noi sappiamo che ci sono tantissime prove di valore filosofico, storico, morale e di ordine naturale che ci permettono di avere una fede convinta, una fede salda. Sappiamo che la scienza non contraddice la fede, ma che ne dà piena conferma. Sappiamo che i più grandi scienziati della storia sono arrivati alle vette delle loro investigazioni, riconoscendo dietro il meraviglioso ordine del cosmo una grande intelligenza, molto superiore alle cieche forze del caos e della casualità. Sappiamo che la scienza moderna scopre Dio dietro ogni nuova porta che apre. E noi cattolici non abbiamo paura della scienza. Non abbiamo paura dello studio accurato di ogni disciplina scientifica, per avere ancora più motivi per credere. Ma sappiamo anche che nessuno può essere convinto di ciò che ignora. Non possiamo amare ciò che non conosciamo. Se vogliamo essere convinti che la fede cattolica è vera, dobbiamo approfondirla, dobbiamo studiarla. Ed è per questo che ogni anno proponiamo le giornate di formazione, un incontro per giovani in cui si studia la fede. Quest'anno sentiremo conferenze su temi di apologetica, come i motivi per credere, il relativismo. Ci saranno conferenze di tipo storico, su temi come la massoneria, Lutero, la rivoluzione culturale in Italia, il risorgimento. Ci saranno temi riguardanti la bioetica, con conferenze sull'aborto, sull'eutanasia, sulla sperimentazione embrionale e tanti altri temi che rispondono ai grandi interrogativi che ogni giovane cattolico si pone oggi, senza dimenticare temi di spiritualità che ci aiutino a capire e a vivere meglio il rapporto di ognuno di noi con il nostro Creatore. Ti aspettiamo alle giornate di formazione dal 30 luglio al 6 agosto a Bagnoregio. E ricorda, se gli atei studiano la nostra fede per combatterla, perché noi cattolici non la studiamo per difenderla? Non mancare.